E per quanto il ricordo a tanti anni di distanza ancora rende vivo l'orrore di quegli anni, ciò che noi restituiamo con commemorazioni come quella odierna non riesce a lenire la ferita all'umanità che quegli atti hanno lasciato nel tempo e lasceranno per secoli. Operazioni, scelte, prevaricazioni, figlie di una disumanità che vedeva nella idea di supremazia un'idea che limitava quello che è il senso spirituale dell'essere umano. Ad azione c'è reazione. Quello che è successo a Gonars come elemento di orrore della limitazione della libertà e della vita dell'uomo si è poi riscontrato anche nei giorni e nei mesi successivi alla liberazione dal regime nazifascista. L'autocoscienza personale, non ideologica, non ideale, ma dell'uomo in quanto uomo, nel ribadire la condanna ferma di tutte le atrocità che in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo e per qualsiasi motivo hanno restituito la prevaricazione dell'uomo sull'uomo. La condanna deve essere unanime, trasversale e fissa nei secoli a venire.